Duilio, io vedo dalla scheda che mi ha compilato sua moglie Ines che le rinfaccia un po' di non prendersi cura di se stesso, abbastanza cura della sua salute, del suo aspetto, un po' di Neanche tutto. dell'aspetto, perché vede che abbigliamento datato che ha, è fastidioso, dai. sentito dire. È un abbigliamento datato, Duilio, Sì, scusa, questo qua è un abbigliamento da uomo, no datato. anche il cervello si è bruciato. Datato dovrebbe avere il body, con disegna magari paperella, con scritto I love mum. Nemo, Duilio. Nemo. Sì, no, ma allora torniamo a noi. Perché non si prende cura di se stesso? Ma chi è che ha detto che non mi prendo? Guarda che io vado spesso dal medico, Guarda, mi ricordo che l'ultima volta che sono andato speso 120.000 lire Ecco, e ora se vedi. mi ricordo questo, quanto tempo può essere passato? Direi tipo 15 anni? sì, circa, sì, signor Duilio. ora, Ma cosa c'era andata a fare dal medico? Perché era un po' un discorso che volevo calare un po' di peso. E ci è riuscito? No, perché qualcuno sa dare dal medico, perché il medico sebete e insomma mi sono trovato che mangiavo primo, secondo, contorno, dessert, dolce, sorbetto, caffè, pranzo e cena. E sabato e domenica andavo sui colli a mangiare, andavo a mangiare pesce a Ciosa, andavo in giro a mangiare insomma. E c'ha sempre un pacchettino di cracker nel castello. Sì, io caramelle, cioccolatini in macchina, ciuccetti, di tutto. Scusi, signor Duilio, ma come può pensare di dimagrire se mangia così tanto? E mi ha detto il dottore che lei per dimagrire deve mangiare un pasto al giorno. Dico, mangiare un pasto, ma so ingrassare. E ora a un certo punto ho fatto la testa mia, ho mangiato meno invece di mangiare un pasto e sono calato. E ora, dottore, per me quello non aveva neanche la Laura, te lo dico mi. Perché neanche allora. Adesso che ho capito quanto è che sei mio marito, dottore. Ci rendiamo conto di me come posso pretendere di andare avanti un rapporto con questo simpio qua? E lei è talmente ignorante, va bene, che ogni volta che finimo di mangiare col secure i denti e le esprime un desiderio. Ti mi hai detto te? Cosa devo dire? Ti mi hai detto te? Adesso sempre a me. E mi hai detto io sempre, Duilio devi esprimere un desiderio quando che vedi ste cadenti. E allora quando vedo ste cadenti, io come ho finito di mangiare? E ste cadenti, semenio, noi ste cadenti. E ste cadenti. Ah, noi ste cadenti. Noi ste cadenti. Ah, ste cadenti, noi ste cadenti. C'è un equivoco, sì. No, ma ora so mi scusa. No, perché dovevo immaginarmi che senso ha esprimere l'idea che te vedi ste cadenti. Casomai te la farò dopo il caffè. Perché dopo il caffè? Perché non si dice desiderio espresso. Giusto. Che ti chiede adesso? Hai visto me? Scusami, finché aspettiamo il dottore che ti piacere che ti conto tutte le pastiglie che ho al dottore. Stavo leggendo. Ha avuto che ti conta tutte le pastiglie che ho al Cosa dottore. che ne Stavo frega. leggendo le mie cose. E ora praticamente il dottore è la pastiglia per la pressione, che me lo fa pisare. E ora il dottore qui che controlla lo stimolo della pipì, ma qui che controlla lo stimolo della pipì mi fa venire nervoso, mi astia tutti i nervi, ora il dottore mi il calmante, ma il calmante mi fa fare sonno, che tu capisci la situazione? È solo da sperare che quella che mi fa dormire è dura di più quella che mi fa pisare. Dai, per piacere, no. Devo casino dopo, no. Andiamo.